Ciao a tutti, oggi è il 22 settembre 2023 e come ogni anno, il 22 settembre, io ho sempre un pensiero molto speciale per la grande Maria Carta, un'artista sarda a 360 gradi. Chi non ha sentito parlare di lei? Io ho avuto una grandissima fortuna. Nel 1985 era venuta a cantare a Stirsili, stava già male. Ricordo che per quell'occasione mia mamma, che normalmente evitava le feste, si era preparata perché per Maria Carta ci dovevamo essere proprio tutti. E lei aveva cantato pochissimo e la gente era molto adirata e ricordo che a mia mamma le dissero: Bisi Alfia, tu non sta a casa mai, custorta se si sia e se stintegna male sa cantanti. Ovviamente era una battuta ironica e per me un modo per parlare un po' dell'una e un po' dell'altra. Ripeto, stava già male Maria Carta e quindi non aveva potuto cantare tanto, ma una delle mie cugine quella sera mi disse: preparati un fogliettino che le chiediamo l'autografo. E che cos'è? E ci fa la sua firma. Io, che ero sempre un passo più indietro rispetto ai compagni, avevo cercato un pezzettino di carta e in un minuscolo fogliettino lei mi aveva scritto il suo nome, che per tanto tempo avevo conservato, pensate un po' voi, nel congelatore. Poi non so dove è finito. Fatto sta che Maria quella sera mi aveva dato un bacio e io ho sempre considerato quel gesto un gran portafortuna. Ci sono state tante occasioni in cui ho deciso di parlare di lei, di dedicarle molte delle mie attività scolastiche. I bambini di Perlas de Vogo hanno interpretato uno dei suoi brani più famosi, Le memorie della musica, perché oltre ad essere uno degli ultimi brani che lei ha cantato, è molto molto significativo, ci dà un messaggio preciso. La musica è quel mezzo che ci permette di ricordare, di conservare la memoria, un po' come la poesia. E lei era unica, una donna speciale, bellissima. Mi piacevano tantissimo i suoi capelli lunghi. Ricordo che quando era venuta in Sterzili, almeno io ho questo ricordo, era vestita di scuro e un abito lungo lungo con delle scarpe molto basse. E infatti l'anno scorso, quando è stato inaugurato il teatro di Elmas, a lei dedicato, avevo utilizzato un abito nero che ho comprato apposta perché mi ricordava quello di Maria. E i sandali bassi proprio come spesso li portava lei. Mi piace tantissimo quando le persone mi dicono che le assomiglio, quando mi capita di pubblicare le fotografie con il volto mio vicino al suo. So che non è assolutamente così perché ho veramente poco in comune con lei. Forse la caratteristica più importante è che entrambe in qualche maniera siamo, lei è stata e io sono legatissima alla mia isola. Maria Carta ha cantato Deus ti salve Maria al St. Patrick di New York, facendo conoscere questo brano in tutto il mondo e dandogli un grandissimo rilievo. Chi non conosce l'Ave Maria di Maria Carta? Maria Carta avevamo, come dire, un nonno in comune, perché sia il suo nonno che il mio erano così amanti degli animali che il mio faceva viaggiare l'asinello scarico e mio nonno portava sulle spalle la fascina della legna e il nonno di Maria Carta quando l'accompagnava ai concerti o quando doveva andare a cantare nelle altre chiese dei paesi vicini, quando l'asinello doveva percorrere una strada in salita la faceva scendere per risparmiargli le fatiche. Ogni volta che mi capita di sentire questo pezzo di registrazione dico sempre che il nonno di Maria era parente del nonno mio. E, così per scherzare, ironizzare, ma trovare sempre l'occasione per parlare di questa donna meravigliosa. Io la considero la più grande tra tutte le donne della Sardegna, paragonabile a poche altre, a Grazia Deledda o a Eleonora d'Arborea. Bene, se qualcuno di voi ancora non ha avuto modo di ascoltare le sue canzoni, anche se non capisce il logudorese, lingua con la quale cantava normalmente lei,
cercateli i brani di Maria Carta perché sono bellissimi ed è veramente interessante leggere le sue biografie, ne hanno scritto tanto. Io sono stata quest'anno finalmente a Siligo, il nipote mi ha permesso di ammirare le stanze del museo a lei dedicata, ci ha raccontato tanti aneddoti, abbiamo avuto anche un piccolo omaggio, io ho acquistato uno dei libri delle sue poesie che ancora non avevo, ne ho altri ma non avevo quello, e sono stata molto felice finalmente perché era da anni che cercavo di poter visitare questo interessante museo. Vi invito ad andare a vederlo perché è molto emozionante. Io me la ricordo quando la mostravano in televisione e ho riconosciuto alcuni degli abiti che lei ha indossato durante i suoi film, durante le interviste. Bellissima quando ha interpretato il suo splendido personaggio nel film Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli. Insomma, ci ha regalato tanta fama, ha scritto una delle pagine più belle della storia della Sardegna e io anche quest'anno, come ogni anno, ho cercato di renderle omaggio in tutto il giorno, con tutti i mezzi che mi sono stati possibili. Grazie Maria perché sei volata via da quasi 30 anni, 29 anni, ma tu sei sempre qua perché hai lasciato a noi un'eredità preziosissima.